Dalla Beta Ricambio Arena, buon pomeriggio da Giulio Alfano e benvenuti a Givova Scafati Germani Brescia. Il miglior attacco contro la miglior difesa. Si salta per la palla 2. Il taglio di Rivers che viene servito, non facile. Mentre Rivers riesce a trovare il bersaglio. Scarico per Rossato, poi Nangi che prova la tripla frontale, fa esultare il pubblico della Beta Ricambio Arena, cerca in qualche modo di andare da Nangi, ha capito tutto però Bilan, e allora in contropiede in sovrannumero la Germani con Gabriel, la tripla dall'angolo per il pareggio della Germani Brescia. Accetta il cambio difensivo la Givova della Valle per un accoppiato con Pinkins, ne appoggia due non facili al tabellone. Ancora Gentile contro Bernal, in avvicinamento Gentile non facile, riesce a trovare separazione e a metterne due. Seborg trova nel posto giusto, al momento giusto, arriva fino in fondo, serve l'assist per Nicola Chele. Poi Nangi, volta sbaglia, un tiro per lui abbastanza facile da Strallier, e segna 3 importanti. Tiro in sospensione, parte di Bernal. Passato a Logan e batte Petruccelli e appoggia due importanti. David Logan più 3 Scafati. Achele contro Pinkins, deve prendersi il tiro Achele, a rimbalzo alla meglio la Germani. Massebo, 8 secondi per l'attacco della Givova. Nangi ne appoggia 2 al tabellone. Sì, abbiamo giocato 2 tempi abbastanza, 2 quarti abbastanza solidi, dobbiamo essere un po' di più se vogliamo portare a casa 2 punti contro la capolista e cercare di difendere un po' meglio. Rivers si prende il tiro e mette 3 punti importanti. Criston contro Strelnieks che non può nulla. Sema Criston, Rossato mentre è rientrato Logan che va da Rivers in angolo, e mentre Rivers sono 3, non riesce a far fallo Logan. Criston per Bilan and one, canestro e fallo subito. Bilan si porta in vantaggio dunque la Germani Brescia, aumenta la temperatura alla pala Mangano e aumenta l'intensità di Semas Criston, grande protagonista di questo terzo quarto. Lascia lì l'avversario, va da Gabriel che si prende la tripla e la realizza. Nangi fa saltare Bilan, poi Gentile, il taglio di Pinkins, 2 punti per Cross Pinkins e un terzo in arrivo. La Valle accoppiato con Nangi, si prende la tripla e la trasforma. Amedeo Della Valle in un momento importantissimo. Da Petruccelli, la finta Petruccelli, solo Cotone contro Criston. Pinkins riesce alla fine ad arrivare a destinazione, e allora full time, vince la Germani Brescia 89-83. Gara bella, gara equilibrata, gara intensa. The key was exactly what you said, to don't give up. We were trailing the first half all the time. We were waiting for that break, to get to the lead. We got to the lead and in the end we deserved to win.